Buongiorno a tutti. Oggi Mauro e gli amici del Carrega in trasferta. Mi trovo a Biacesa. Oggi farò la ferratina perché sul Carrega è ancora coperto da neve e quindi mi sono trasferito nella zona del lago di Garda. Arriverò a Cima Cappi, da là farò una panoramica, quindi ci vediamo più tardi. Il tempo speriamo tenga. E quindi buona giornata e buon cammino a tutti, Mauro, gli amici del Carrega. Ecco qua, la prima segnaletica, Cima Cappi, 2 ore e 40. Quando si attraversano questi borghi sembra che il tempo si sia fermato. Qui troviamo un'altra segnaletica. Arrivati a questo bivio noi prendiamo il sentiero che sale a destra, ferrata Susatti. Sentiero molto panoramico ed ecco da dove siamo partiti. Si va. Ed ecco davanti a noi il lago di Garda, mentre le cime del Baldo sono ancora innevate e si prosegue. Arrivati a questo punto troviamo un altro bivio e noi gireremo a destra. Molto spesso si aprono queste finestre, ci fanno vedere la bellezza del lago di Garda. Questa mattina il terreno è bagnato, quindi bisogna prestare molta attenzione nel scendere in questi punti. Come sempre la sicurezza prima di tutto. Guardate il panorama che si apre da questo punto. Altro punto molto suggestivo. Ecco qua le trincee della guerra.
altro punto panoramico prima di affrontare la ferrata. A questo bivio noi prendiamo a sinistra, ferrata, Susatti. Lungo il tragitto prima dell'attacco troviamo questi tunnel scavati in tempo di guerra. Superato questo ostacolo, ecco che si parte, iniziamo a salire, naturalmente sempre in sicurezza. Siamo pronti, ci siamo, si parte. Ed eccoci qua arrivati all'attacco della ferrata vero e proprio. Prima era solo un approccio, ecco il cartello, e quindi si inizia a salire. Da qui possiamo vedere il paesetto da dove siamo partiti, mentre davanti a me si sale, mentre alle mie spalle il lago di Garda si inizia a vedere in tutta la sua immensità. Ecco da dove siamo saliti. Ecco qua un altro tratto molto simpatico, un bel zig zag per arrivare sopra. Altro scorcio prima di arrivare in vetta, spettacolare. Spettacolare.
lungo la salita troviamo tutte queste trincee che servivano nella guerra. Prima di salire diamo un'occhiata a questo tunnel. Guardate le finestre di postazione da dove sparavano. Incredibile, incredibile cosa dovevano fare. Ed eccoci arrivati a Cima Capi e adesso una bella panoramica . Buongiorno a tutti. 4 maggio 2024, sono le 10 da Cima Capi. Ecco qua il panorama che oggi vi offro. Posso assicurare che se anche il tempo oggi fa i capricci, ma ne vale veramente la pena. Mentre giù a riva stanno facendo la gara con le biciclette, questo è lo spettacolo da quassù, mentre il Baldo è ancora innevato e anche il Carega in fondo. Mentre da questa parte altra stupenda veduta ho trovato solo 2 persone oggi. Il terreno è molto scivoloso e quindi bisogna prestare attenzione. E con questo filmatino di questa panoramica vi auguro la buona giornata, il buon cammino. Saluto il Carega, lo vedo da lontano, saluto il rifugio Boschetto, il rifugio Revolto, il rifugio Pertica Campobase da Romeo, che nei prossimi giorni raggiungerò. Buona giornata a tutti e buon cammino. Dopo questa piccola sosta, piccolina, si riparte dando uno sguardo al panorama che da quassù è meraviglioso. Si va, iniziamo la discesa. Come vedete bisogna stare molto attenti, non mi stancherò mai di dirlo, perché se sbriscia il tempo sta cambiando e quindi devo accelerare un pochino il passo. Ci troviamo in presenza di avamposti, quindi adesso vi faccio vedere da dove sono sceso, che bisogna prestare attenzione perché davvero ci si fa male. Ecco qua, sono 3 metri, però il terreno naturalmente è bagnato, quindi attenzione. Altro punto di osservazione, si vedono ancora molto probabilmente le rotaie e inizia il pezzo attrezzato
ecco da dove siamo scesi. E si continua per questo sentiero nella nostra discesa. Ci accompagnano queste trincee, altri avamposti. Arrivati a questo punto, ecco qua il cartello, via Cesa, 1:20, giriamo a sinistra. Naturalmente cammineremo dentro queste postazioni, incredibile. Entriamo a vedere questo avamposto incredibile. E siamo arrivati al pezzo di roccetta che dovrò attraversare. Dico sempre, prima di attraversare questi passaggi, naturalmente è sicura, pensate sempre a quello che fate, non abbiate fretta perché la fretta è traditrice, ascoltate i vostri piedi, guardate prima di muovervi e sarete al sicuro, quindi sempre massima attenzione. Mentre un elicottero del pronto soccorso sta sorvolando il lago, Cima Capi, abbiamo fatto tutta quanta la Grestina. Stiamo scendendo tramite il sentiero attrezzato Mario Foletti, è tostino, però molto piacevole. Eccolo qua, sotto di noi l'elicottero giallo, naturalmente qualcuno si è fatto male, speriamo niente di grave. Altro passaggio da stare molto attenti. Altro passaggino simpatico con le cambre per scendere giù. Superato la cengetta, vediamo un po' di scalini, vediamo cosa mi troverò davanti, quindi sarà tutta una sorpresa oggi. Abbiamo questa panchina per il viandante, mentre il silenzio
regna dentro questo bosco fantastico, fantastico. Che segna via Cesa, bivacco Arcioni, ed ecco qua il bivacco Arcioni, fantastico. Entriamo. Beh, è una favola. Fantastico. Di poco fantastico, tenuto benissimo. La veduta dal bivacco, sorprendente, stupenda. Si riparte, meraviglia. Cinque stelle minimo. Siamo arrivati alla chiesetta. Ecco qua la chiesetta, spettacolare, peccato non possa entrare, e anche qua il panorama si apre. Si riparte anche dalla chiesetta. Lungo il cammino troviamo queste petraie che poi sono dei sentieri su cui viaggiavano i muli, i carri per portare il cibo su in trincea, quindi immaginate la fatica e cosa hanno dovuto passare, incredibile, però come sempre ancora non abbiamo imparato.
bellezza di questi paesetti e la tranquillità e il silenzio. Fantastico. Buongiorno a tutti, obiettivo raggiunto, Cima Capi conquistata come avete visto dalla panoramica. Ho fatto il sentiero e la ferrata che porta a Cima Capi e la discesa tramite il sentiero attrezzato Folletti. Sono arrivato al bivacco, un bivacco eccezionale, tenuto benissimo. Durante la settimana usciranno le foto e i video dove racconterò con più dettagli, una bella avventura. E la consiglio, veramente molto molto bella. Ci sono alcuni punti dove stare molto attenti, chiaro che serve l'attrezzatura, e con questo dimenticavo, sono 7 km con 700 metri di dislivello circa, e con queste informazioni chiudo e vi auguro a tutti quanti la buona giornata e il buon cammino. Come sempre Mauro, gli amici del Carrega.